Parla tifoso napoletano. Siamo tornati sul nostro canale di notizie del Napoli, offrendoti le informazioni più recenti e più interessanti dal nostro club preferito. Prima di iniziare, non dimenticate di lasciare un like per mostrare il vostro sostegno al Napoli e, ovviamente, di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità e gli aggiornamenti. Andiamo! Oggi vi riportiamo i dettagli della conferenza stampa dell'allenatore del Bologna Thiago Motta in vista della prossima sfida di Serie A contro il Napoli di Rudi Garcia. Coach Motta ha affrontato diversi aspetti interessanti della prossima partita. Ha esordito parlando del breve intervallo tra una partita e l'altra, sottolineando che nel mondo del calcio il lavoro non si ferma mai. Motta ha riconosciuto che il Napoli è una squadra forte con giocatori di qualità. Anche se non hanno sfruttato tutte le occasioni da gol, sono riusciti a vincere e ad acquisire fiducia, il che li rende una minaccia. Motta ha detto che la sua squadra è concentrata su ciò che può fare ed è pronta a sfruttare ogni opportunità. Alla domanda su cosa aspettarsi dal Napoli, Motta è andato dritto al punto dicendo che spera per il meglio. Ha descritto lo schema tattico abituale del Napoli, sottolineando la capacità offensiva dei terzini e dei centrocampisti che palleggiano bene. Motta però riferisce anche che la sua squadra è concentrata sul proprio gioco e su come difendersi dal Napoli. Alla domanda se avesse avuto colloqui con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sulla situazione dopo la partenza di Spalletti, Motta ha preferito restare concentrato sulla partita imminente. Ha dichiarato che non pensa che si parli di protezione in questo momento, dato che tutti sono concentrati a giocare una grande partita davanti ad un vasto pubblico. Allora, cosa ne pensate delle parole di Thiago Motta? Come pensi che farà il Napoli in questa partita? Lascia i tuoi pensieri nei commenti qui sotto. E, ovviamente, non dimenticate di lasciare un mi piace se la notizia vi è piaciuta e di iscrivervi per restare sempre aggiornati su tutte le ultime novità del Napoli. Restate sintonizzati, la partita è promettente. Al prossimo. Forza Napoli sempre!